Oggi proviamo a dare qualche utile indicazione per riuscire a debellare questi antipatici animali dal nostro giardino, le zanzare. Oggi ci faremo aiutare direttamente da Stocker insieme al dottor Francesco Lami e insieme a Luca della Stocker. Non si può combattere bene un nemico se non lo si conosce, qui entro in scena io, che sono appunto entomologo all'Università di Bologna, che mi sono occupato di vari insetti, tra cui anche le zanzare, quindi vi racconterò un pochino chi è la zanzara e che cosa fa nella vita. Innanzitutto si fa presto a dire zanzara, molta gente pensa magari che quando si dice zanzara si indichi una, due, tre specie di insetti. In realtà si indica un gruppo molto complesso che include ben 3500 specie a livello mondiale. Oltre ad essere un gruppo molto grande e molto complesso, le zanzare sono anche un gruppo molto antico. Avrete tutti visto Jurassic Park, in cui usavano le zanzare fossili per clonare i dinosauri, quella chiaramente è fantascienza. Quello che però non è fantascienza è che davvero ci sono dei fossili di zanzare di 100 milioni di anni fa nell'Ambra. E questo ci fa già capire che le zanzare sono un gruppo estremamente resistente che è qui per restare, perché sono sopravvissute all'asteroide, sono sopravvissute alle glaciazioni e di certo sopravviveranno anche a noi. Quindi non possiamo certo pensare di eliminare del tutto. Quello che più realisticamente possiamo fare è ridurre il loro numero e tenerle il più possibile lontane, se non altro da dove abitiamo noi. Le zanzare chiaramente hanno tutta una loro biologia e morfologia molto complesse che non starò qui a descrivervi in dettaglio perché sennò faremo notte. Quello che, su cui però mi soffermerò sono alcuni dettagli invece un pochino più importanti dal punto di vista pratico, in particolare la differenza tra il maschio e la femmina. Il maschio e la femmina di zanzara, a parte alcune differenze fisiche come per esempio la forma delle antenne, si differenziano soprattutto nel comportamento. Entrambi i sessi infatti si nutrono prevalentemente in realtà di nettare, di polline, infatti in alcuni paesi certe zanzare sono impollinatori. Però se siete qui già sapete che c'è il trucco, nel senso che oltre al nettare, a un certo punto della sua vita, la femmina e soltanto la femmina della zanzara comincia a sentire una certa sete di sangue. Ed è solo la femmina a pungere non perché sia più cattiva, ma anzi al contrario perché è una madre premurosa, perché quel sangue che ci ruba non è per nutrire se stessa, ma è per portare a compimento lo sviluppo delle sue uova. Quindi la zanzara per potersi riprodurre ha bisogno di sangue. E anche se si dice che il sangue non è acqua, oltre che di sangue ha bisogno anche di acqua, nel senso che l'unica fase del ciclo vitale della zanzara che non vive in acqua è l'adulto. Tutte le altre fasi si trovano in acqua. Il ciclo vitale della zanzara, come in molti insetti, comincia con le uova che possono avere varie forme a seconda della specie di zanzara. Per esempio vedete qui le uova della zanzara Anopheles, la zanzara della malaria, che galleggiano grazie a dei palloncini praticamente che hanno ai lati dell'uovo stesso. Più semplici poi sono invece le uova della zanzara tigre, che sono più semplici perché in realtà non hanno bisogno di galleggiare sull'acqua, perché caso un po' strano nel mondo delle zanzare, la zanzara tigre non depone le uova direttamente in acqua, ma le depone ai bordi dell'acqua. E quindi questo già vi fa capire che è un tipo di uovo particolarmente resistente alla disidratazione, quindi particolarmente difficile da eliminare. Se si secca l'acqua, l'uovo non è che muore necessariamente, ma può stare lì per mesi in attesa fino alla prossima pioggia per poi schiudersi. Quindi la zanzara tigre già solo per questo è particolarmente rognosa. Poi ci sono le uova della zanzara comune, che invece vengono deposte in queste specie di zatterine tutte insieme che galleggiano sull'acqua allegramente finché non è il momento di schiudersi e diventare larve. Le larve delle zanzare, pur essendo appunto completamente acquatiche, non possono respirare sott'acqua, non hanno le branchie, hanno una sorta di boccaglio in realtà che non sta vicino alla bocca ma sta vicino al di dietro, che è questo qui, che si chiama sifone, e che le zanzare mettono in contatto molto spesso con la superficie dell'acqua per poter respirare aria come noi e come gli adulti. E il fatto che respirino aria fa sì che possano vivere anche in delle raccolte d'acqua molto piccole o molto sporche, quindi poco ossigenate, dove fra l'altro trovano molto da mangiare, perché quello che per noi è sporcizia, per la larva di zanzara è cibo, mangiano batteri e sostanza organica disciolta in acqua, e quindi diventano belle ciccione se l'acqua è sporca. E inoltre in questo tipo di raccolte d'acqua non ci sono neanche pesci o altri predatori che possano minacciarle, quindi è un grande vantaggio per loro poter vivere in questi ambienti. Qui vediamo la fotografia delle larve di zanzara comune e della larva di zanzara tigre, che sono abbastanza simili, a parte che per la forma del boccaglio, diciamo, del sifone, che è un po' più corto e un po' più tozzo nel caso della zanzara tigre. E alla fine del
del loro sviluppo, le larve, una volta che hanno mangiato abbastanza, si trasformano in pupa. Pupa è semplicemente quello che, se noi parlassimo di una farfalla, si chiamerebbe crisalide o bozzolo, quindi è una fase intermedia in cui l'animale smette di nutrirsi e si sta lentamente trasformando nell'adulto. Abbiamo quindi visto la vita della zanzara, ora andiamo a vedere perché le zanzare sono un problema, quindi andiamo a esplorare la scienza dietro la puntura delle zanzare. Innanzitutto, nel caso vi foste preoccupati sentendo che ci sono 3500 specie di zanzare, tirate un sospiro di sollievo, nel senso che soltanto una minima parte di quelle specie di zanzare pungono l'uomo. Le zanzare infatti tendono a specializzarsi per diversi animali, alcune pungono rane e rospi, come in questo caso, alcune serpenti, uccelli, e alcune pungono i mammiferi, incluso l'uomo. Come fanno le zanzare a trovare la loro vittima? Utilizzano diversi sensi, a cominciare forse banalmente dalla vista. Le zanzare infatti sono attirate da oggetti scuri di grandi dimensioni che fanno da contrasto con uno sfondo chiaro. Perché? Perché un oggetto di questo tipo potrebbe essere una persona o un grande animale che possono pungere. Chiaramente però, se si affidassero solo a questo criterio, prenderebbero un sacco di abbagli, si poserebbero per esempio su quella scansia là, si poserebbero su un mobile, su un tronco e non troverebbero niente da mangiare. Quindi ovviamente seguono anche altri criteri, tra cui il calore. Infatti gli oggetti di grandi dimensioni attirano le zanzare soltanto se hanno una temperatura di 36-37 gradi, che guarda caso è la nostra temperatura. Le zanzare poi seguono anche il naso, o meglio le antenne, che ovviamente sono l'organo che le zanzare usano al posto del naso. E quindi seguono dei segnali chimici. E il segnale chimico più importante che seguono le zanzare è la CO2, l'anidride carbonica, soprattutto se mescolata con il vapore d'acqua. Perché? Perché chiaramente la CO2 mescolata con il vapore acqua è quello che tutti noi esaliamo a ogni espirazione. Quindi se ci sono questi gas, la zanzara sa che c'è qualcosa di vivo che respira e quindi qualcosa che verosimilmente si può pungere. Arrivata in vicinanza della vittima, la zanzara comincia a seguire anche tutta un'altra serie di segnali chimici a breve distanza, che non sono altro che tutte quelle sostanze che noi emaniamo naturalmente dal nostro corpo, magari sudando. Tra l'altro a volte si dice che le zanzare pungono di più che al sangue dolce, in realtà ovviamente non è vero, non sanno che avete il sangue dolce, soprattutto non lo raccontano alle amiche per venirsi tutte a pungere. Il motivo per cui alcuni vengono punti di più dalle zanzare è che siamo tutti un po' diversi dal punto di vista chimico, abbiamo una composizione diversa nel fiato e nel sudore, quindi alcuni hanno la sfiga che hanno un sudore che ha un profumo più buono per loro. Una volta che ci hanno trovati, le zanzare hanno un bel problema. Noi siamo milioni di volte più grandi, abbiamo una pelle spessa, loro hanno solo questo ridicolo stiletto minuscolo per penetrarla e il sangue tende a coagularsi, quindi a diventare più, in risposta ai traumi, quindi a diventare più difficili da risucchiare. Quindi per risolvere tutti questi bei problemi, le zanzare ci fanno un regalo sgradito, cioè prima di succhiarci il sangue ci iniettano la saliva. La saliva della zanzara è un mix di proteine molto complesso che include varie sostanze, alcune delle quali servono da lubrificante per entrare nella carne, altre servono da lieve anestetico, così è meno probabile che ci accorgiamo nel momento in cui ci pungono e non le schiacciamo, e altre ancora servono da anticoagulante, così il sangue si mantiene bello liquido e facile da succhiare. E visto che ci fanno questa iniezione di sostanze estranee, questo ci causa quella che in sostanza è una piccola reazione allergica con gonfiore, rossore, prurito, e questo è il vero motivo per cui le zanzare ci danno così fastidio, il vero motivo per cui le odiamo così tanto. Vediamo ora un paio di specie di particolare interesse antropico, cioè particolarmente rompiscatole qui da noi in Italia. Cominciando giustamente dalla zanzara comune, Culex pipiens molestus, che è una zanzara d'aspetto abbastanza poco appariscente, è grigio-marroncina, è attiva per lo più di notte, quindi ci punge soprattutto di notte, ed è molto comune, ahimè, sia in ambienti naturali che agrari che anche in ambienti urbani. È una zanzara nativa del nostro paese, ci conviviamo da sempre, anzi i suoi antenati probabilmente sono da qui prima di noi e pungevano gli uccelli, poi noi siamo arrivati e alcuni di loro purtroppo si sono adattati a pungere anche gli esseri umani e giustamente gli è stato messo l'epiteto molestus. Ben diversa è l'altra specie importante nel nostro paese, che è la zanzara tigre, Aedes albopictus.
Albopictus significa macchiato di bianco, tigre fa riferimento alle strisce, quindi capite che è una zanzara che per gli standard delle zanzare, se non altro, ha un aspetto abbastanza appariscente e quindi può essere riconosciuta facilmente da tutti. È nera con queste appunto macchie e strisce argentee. È una zanzara che, al contrario della zanzara comune, non è nativa del nostro paese, è arrivata negli anni 90 e è nativa dell'Asia, da cui si è diffusa in tutto il mondo accidentalmente seguendo i traffici umani, viaggi, commerci, eccetera. Pur essendo con noi da relativamente poco, si è già distinta come uno degli insetti più odiati d'Italia perché è purtroppo molto comune negli ambienti urbani, quindi vicino a noi, è molto aggressiva e ha una puntura molto fastidiosa. Tra l'altro, altro problema, al contrario della zanzara comune, la zanzara tigre è attiva di giorno, quindi se prima le zanzare ci rompevano le scatole per lo più di notte, adesso si danno il cambio e ci rompono le scatole 24 ore al giorno. Come vi dicevo, la zanzara tigre è arrivata negli anni 90 a Genova, non direttamente dall'Asia ma dall'America, in cui si era già stabilita una popolazione, con un carico di copertoni. Perché di copertoni? Perché dentro i copertoni si erano formate delle piccole raccolte d'acqua e nelle raccolte d'acqua c'erano le larve della zanzara tigre. Questo vi fa capire quello che vi dirò anche dopo, cioè quanto è importante la lotta alle larve. Noi non diamo peso alle larve perché sono gli adulti che ci pungono e che attirano la nostra attenzione, ma in realtà proprio perché passano così inosservate, sono le larve, anche se non sono in grado di volare, a fare gli spostamenti più lunghi per quanto riguarda le zanzare, a fare gli spostamenti di centinaia o migliaia di chilometri. Dopo essere arrivata, la zanzara tigre nei decenni successivi si è diffusa a macchia d'olio, adesso praticamente esiste in tutta Italia, a riprova del fatto che quando si prende una specie esotica, la si introduce in un territorio che non le appartiene, senza nemici naturali, e poi la si lascia diffondere, poi è come aver aperto il vaso di Pandora e adesso non si può più rimetterla nel vaso e bisogna convivere anche con la zanzara tigre. Le zanzare fortunatamente da noi sono più che altro un fastidio, ma di fatto in molti casi possono essere anche qualcosa di molto più pericoloso, quindi la lotta alle zanzare può anche essere qualcosa di molto importante. Infatti, se andassimo a vedere qual è la classifica degli animali più letali del mondo, quelli che uccidono più persone ogni anno, al primo posto non ci sarebbero squali o coccodrilli o leoni o chissà cosa, ci sarebbero di gran lunga le zanzare. Questo perché? Perché ovviamente non è che ci uccidono direttamente, ma ci uccidono perché sono dei vettori inconsapevoli di patologie anche gravi, tra cui la più famosa è la malaria, che è causata da un parassita unicellulare chiamato plasmodio, che infetta 500 milioni di persone ogni anno e che si stima abbia ucciso più persone nella storia di tutte le guerre messe insieme. Quindi questo vi dà un'idea di che proporzioni possa assumere una crisi sanitaria causata dalle zanzare. Come vi dicevo, fortunatamente da noi la situazione è meno drammatica, la malaria è stata eradicata, tante altre malattie gravi portate dalle zanzare non ci sono state eradicate, però bisogna sempre stare in campana perché oggi, l'abbiamo visto anche prima con le larve di zanzara tigre, il mondo è sempre più connesso, la gente va in giro per vacanza o per lavoro, a volte si porta indietro l'ospite indesiderato, magari qualcuno torna malato e poi le zanzare che sono qui da noi diffondono la malattia. È un caso che ha fatto scalpore nel 2007, per esempio, con diversi casi autoctoni della febbre chikungunya, non tanto per la gravità di questa malattia, quanto perché poteva essere appunto solo il primo esempio di un episodio del genere. Le zanzare portano anche parassiti più grandi rispetto a organismi unicellulari e virus, per esempio le filarie, che sono dei veri e propri vermi parassiti e che causano problemi ai cani, e poi non bisogna scordare che ci sono anche tanti altri insetti pungenti, come per esempio i pappataci, e anche questi insetti pungenti possono a loro volta portare malattie come per esempio la leishmaniosi. Ora, avendo visto vita, morte e miracoli delle zanzare, vediamo una brevissima carrellata di quegli insetti che purtroppo per loro, pur essendo completamente innocui, assomigliano un po' a zanzare, quindi se qualcuno che non se ne intende li vede può avere delle preoccupazioni immotivate. E la regina, ahimè per lei, di questi insetti che sembrano zanzare è la tipula, detta anche il zanzarone degli orti, che effettivamente assomiglia un po' a una zanzara, però è grande così, quindi già il fatto che non esistono zanzare grandi così vi fa capire che se la vedete è facile distinguerla e non bisogna avere preoccupazioni. Però c'è chi non lo sa, appunto la vede, pensa è una zanzara gigante, oddio quanto farà male, se lo può un giglione, bisogna bruciare la casa, disinfestare tutto, eccetera, eccetera.
In realtà appunto è innocua, non può pungere, non mangia nemmeno da adulto e le larve vivono nel terreno pacificamente, quindi non c'è nessun motivo di preoccuparsi se la vedete. Tra l'altro non sareste i primi a prendere un granchio nel caso, perché anche nel già citato Jurassic Park spesso quelle che vengono chiamate zanzare in ambra sono di fatto picule, forse perché più grandi e quindi venivano meglio sul grande schermo. Meno conosciuti, ma vale la pena parlarne come insetti che possono destare preoccupazioni, sono gli empiridi, che sembra che possano pungere perché hanno questo lungo nasone, questo rostro, che sembra un pungiglione di zanzara. In realtà non solo non pungono, ma di fatto ci aiutano perché usano quel rostro per dare la caccia ad altri insetti, incluse le zanzare, quindi se li riconoscete, li vedete, lasciateli in pace. E infine ci sono i chironomidi, che sono un altro gruppo di insetti effettivamente abbastanza simili a zanzare, sia nell'aspetto che nelle dimensioni, che anche nell'habitat, perché anche loro vivono vicino all'acqua, ma presentano lo stesso alcune caratteristiche che permettono di distinguerli. Per esempio, quando vedete qui che l'animale a riposo mette molto bene in evidenza le sue zampe davanti molto lunghe, le tiene così come se stesse nuotando a delfino, mentre le zanzare non hanno le zampe davanti molto lunghe, hanno le zampe di dietro molto lunghe, sono quelle che tengono sollevate a riposo, quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche. Anche le larve dei chironomidi, come delle zanzare, sono acquatiche, quindi chi non sa cosa sono, se le vede può preoccuparsi, ma di fatto anch'esse sono innocue e sono molto facili da distinguere, soprattutto per il colore rosso vivo che le zanzare non hanno. Adesso che abbiamo visto zanzare vere e zanzare false, cominciamo a entrare nel vivo della questione e vediamo come combattere le zanzare, partendo con i nostri alleati in questa lotta alle zanzare, con gli animali che si nutrono di zanzare e quindi ci possono dare una mano. Il più famoso tra questi animali è la gambusia, che è un pesciolino nordamericano d'acqua dolce, noto anche come mosquito killer per la sua voracia nel divorare larve di zanzare, che quindi è stato diffuso in varie parti del mondo per fare la lotta. Purtroppo è saltato fuori che oltre alle larve di zanzara mangia anche uova e avannotti di altri pesci e uova e larve di anfibi, che a loro volta sono nemici naturali delle zanzare, quindi di fatto se introduco una specie esotica in un ambiente che non le appartiene a rischio di causare una catastrofe ecologica e poi magari non risolvo neanche il problema delle zanzare. Quindi oggi giustamente è vietato introdurre specie esotiche e se volete usare animali esotici per la lotta alle zanzare, al massimo se avete un laghetto in giardino ornamentale potete utilizzarli lì dove non fanno male a nessuno. Questa è più che altro una curiosità perché da noi non c'è, è la zanzara che mangia altre zanzare. La larva di questa specie attacca e divora le larve di altre specie di zanzare e così facendo si procura anche le proteine per cui da adulto può riprodursi senza pungere. Quindi è la zanzara perfetta dal nostro punto di vista e quindi capite perché negli Stati Uniti sta venendo molto studiata come agente di lotta biologica. Altro esempio di organismi che cacciano soprattutto larve di zanzara sono i copepodi, che sono dei piccoli crostacei d'acqua dolce facilmente allevabili e che nei casi di focolai magari non molto grandi possono dare buoni risultati. Oltre a questi specialisti, più o meno nel caso della gambusia, di larve di zanzara, esistono tutta un'altra serie di organismi che sono più generalisti, quindi non mangiano solo zanzare, però mangiano anche zanzare, quindi nel loro complesso possono comunque darci una mano. A cominciare dal banalissimo pesce rosso, che anche se è una specie esotica, quindi non va liberato dagli ambienti naturali, però se lo allevate nel laghetto del giardino, oltre ad essere bello da vedere, vi mangia anche le larve di zanzara. Poi ci sono le libellule, che sono un'arma a doppia valenza, nel senso che le larve sono acquatiche e mangiano piccoli animali acquatici come le larve di zanzara, e gli adulti sono dei grandi cacciatori volanti che cacciano altri insetti acchiappandoli al volo, incluse le zanzare adulte, quindi colpiscono le zanzare nei due stadi del loro ciclo vitale. Oltre alle libellule ci sono tutta un'altra serie di insetti, altri invertebrati, che magari in molti casi a noi stanno poco simpatici, soprattutto i ragni, però di fatto sono completamente innocui, vi danno la garanzia che il vostro giardino sia in salute e inoltre mangiano anche zanzare, quindi vi danno anche una mano da questo punto di vista. Ci sono poi i pipistrelli di cui si parla spesso per quanto riguarda la lotta alle zanzare, tant'è che si vendono spesso delle bat box per incoraggiare la loro presenza in giardino e qualcuno ha creato dei bat hotel a migliaia di posti in America per ospitare intere colonie. Di fatto anche i pipistrelli, in realtà come i predatori delle precedenti due slide, sono in realtà generalisti, quindi forse la loro impatto reale sulle zanzare è un pochino sopravvalutato, spesso però comunque mangiano anche zanzare, quindi anche loro danno un piccolo contributo e quindi sicuramente vale la pena di preservarli.
Dopo aver visto i nostri alleati nella lotta alle zanzare, vediamo cosa possiamo fare noi in prima persona per combattere questi insetti. Senza stare a soffermarci sui dettagli, possiamo dire che la lotta alle zanzare dovrebbe essere effettuata in maniera razionale, quasi scientifica, diciamo, e soprattutto idealmente dovrebbe essere uno sforzo collaborativo. Perché se io faccio una lotta alle zanzare perfetta nel mio giardino, sicuramente mi risolvo un bel po' di problemi, però se invece i vicini se ne fregano, le pubbliche amministrazioni se ne fregano, le zanzare continuano a proliferare intorno alla mia proprietà e sicuramente un po' continueranno a entrare anche da me a rompere le scatole. Quindi idealmente le pubbliche amministrazioni dovrebbero gestire le aree pubbliche e i privati cittadini dovrebbero gestire bene le loro proprietà, anche se a volte le pubbliche amministrazioni possono intervenire con campagne informative o addirittura in alcuni casi con contravvenzioni per chi non rispetta certi passi della lotta obbligatoria. Importantissimo nella lotta alle zanzare, appunto perché diventi uno sforzo collaborativo, sono le campagne informative di sensibilizzazione di cui sono responsabili anche i fabbricanti di prodotti anti-zanzara, come sta facendo la Stocker con questo seminario. La lotta alle zanzare può essere fatta in due fasi, nel senso abbiamo visto che la zanzara è un animale che vive a metà strada fra l'aria e l'acqua, quindi noi la possiamo andare a colpire sia in aria che in acqua. E cominciamo con l'acqua, cominciamo con le larve. La lotta alle larve è un passo assolutamente fondamentale che non si può saltare per effettuare una lotta alle zanzare che funzioni. Come vi dicevo, noi spesso pensiamo solo agli adulti perché sono quelli che volano e che pungono, mentre le larve se ne stanno in disparte, però capite bene che la lotta alle larve è una lotta preventiva che impedisce a una larva oggi di diventare domani una zanzara che poi ci punge. Ed è una lotta preventiva particolarmente importante soprattutto perché le zanzare hanno un ciclo vitale velocissimo di mediamente 2 settimane a seconda delle specie e delle condizioni per diventare adulti e deporre le uova, e ogni zanzara può deporre centinaia di uova, quindi da una piccola infestazione in brevissimo tempo si può avere un problema enorme, esacerbato dal fatto che le larve non hanno paura del sovraffollamento, quindi anche piccole raccolte d'acqua possono essere veramente piene di larve di zanzara. Il primo passo della lotta alle larve deve essere quindi l'individuazione dei potenziali focolai, cioè di raccolte d'acqua, di sottovasi, di grondaie, di secchi, di tele cerate lasciate all'aperto che si riempiono di pioggia, di pozzetti, di laghetti ornamentali, eccetera. Tutti questi possono diventare focolai. Cosa si fa una volta che si sono individuati i focolai? Beh, una volta per quanto riguardava per esempio le paludi si ricorreva a bonifiche, che per quanto abbiano avuto la loro importanza contro la malaria, oggi non si fanno più perché si è riconosciuto giustamente che le aree paludose comunque hanno una grande valenza ecologica e naturalistica, quindi sono protette e comunque non sarebbero interventi alla vostra portata. Cosa invece più facile, si può effettuare la manutenzione dei sistemi di drenaggio delle acque, a partire appunto dalle grondaie intasate fino agli impianti di depurazione, e cosa che sembra banale, ridicola, ma in realtà importantissima, rimozione dei contenitori, cioè tutti quei contenitori che possono essere portati all'interno, rovesciati in modo che non si riempiano di pioggia, devono essere appunto portati all'interno e rovesciati in modo che non si riempiano di pioggia. Quindi secchi, innaffiatori, tele cerate, chi più ne ha più ne metta. Se si può togliere, meglio toglierlo. Se non si possono togliere, per esempio nel caso di bidoni di plastica per l'immondizia o di bidoni per l'irrigazione, allora andrebbero o coperti in modo che non formino ristagni d'acqua o coperti magari con una zanzariera in modo che l'adulto non abbia accesso all'acqua all'interno. In alcuni casi può capitare che, come nel caso di un laghetto o di un pozzetto, o nel caso vada in vacanza e debba lasciare l'acqua nei sottovasi alle piante, ci sono dei ristagni d'acqua che non posso né coprire né eliminare. E quindi potrei dover essere costretto a ricorrere ai larvicidi che si dividono in, diciamo, larvicidi da guerra batteriologica e larvicidi da guerra chimica. Con larvicidi da guerra batteriologica intendo soprattutto il Bacillus thuringiensis, che è un batterio che crea nel suo ciclo vitale vari tipi di tossine che vanno a colpire diversi tipi di insetti. Il Bacillus thuringiensis di varietà israelensis, nello specifico, crea tossine che vanno a colpire i ditteri, cioè il gruppo che include le zanzare, che è già un vantaggio dal punto di vista ambientale, perché la tossina che colpisce le zanzare non colpisce le api, perché le api sono un gruppo di insetti diverso. E inoltre questi insetticidi hanno ridotta persistenza ambientale.
Cioè, nonostante non è mai zero il rischio di andare accidentalmente a colpire anche degli organismi o degli insetti innocenti, quindi anche con questo tipo di prodotti molto selettivi bisogna comunque fare un minimo di attenzione. Ci sono poi l'erbicidi di sintesi, che includono per esempio gli analoghi degli ormoni degli insetti come il metoprene. Il metoprene viene ingerito dalla larva ma non la uccide subito, appunto, è simile chimicamente agli ormoni della crescita, quindi va a interferire col processo di crescita della larva diventa una pupa, diventa un bozzolo, diciamo, però a quel punto c'è un problema appunto causato dal metoprene, non riesce a diventare adulto e muore in quello stadio. Poi ci sono gli inibitori della sintesi della chitina. La chitina è la sostanza dura che forma l'esoscheletro, cioè la pelle degli insetti. Questi inibitori appunto impediscono di produrla all'insetto, quindi ancora una volta la larva ingerisce la molecola, non viene uccisa subito, viene uccisa nel corso della crescita perché non riesce a crearsi un esoscheletro abbastanza robusto. Anche con questi prodotti appunto sono migliori rispetto a tanti altri che magari si utilizzavano in passato con le zanzare, però anche in questo caso c'è la possibilità di andare a colpire organismi innocenti, quindi anche in questo caso vanno utilizzati con saggezza. Ovviamente, come vi dicevo, anche se effettuo una lotta alle zanzare perfetta, una lotta alle larve perfetta, che è un passo imprescindibile, potrei lo stesso avere dei problemi con gli adulti, perché magari i vicini o le pubbliche amministrazioni non hanno gestito bene i territori circostanti, o perché magari semplicemente vivo vicino a una zona con molte zanzare, quindi potrei dover fare la lotta agli adulti. Lotta agli adulti che si effettua con prodotti diversi a seconda che si tratti all'interno, con prodotti magari più persistenti, o all'esterno con prodotti meno persistenti, effettuando spesso delle nebulizzazioni ad ampio spettro. Questo tipo di nebulizzazioni possono essere importanti in certi casi, magari contro zanzare che hanno un'alta mobilità, o magari per proteggere delle aree sensibili come scuole e ospedali. Tuttavia va detto che non sono soluzioni a lungo termine, vanno rieffettuate continuamente, perché se no dopo 15 giorni le zanzare ritornano peggio di prima, quindi non bisogna pensare che si spara veleno dappertutto e poi si può stare tranquilli per il resto dell'estate, e soprattutto se si effettuano queste nebulizzazioni a così ampio spettro, il rischio di ricadute ambientali diventa molto reale. Quindi un modo un pochino più razionale, e l'abbiamo in parte già visto prima e forse lo vedremo anche dopo parlando dei prodotti della storia, un modo un pochino più razionale di impiegare questo tipo di prodotti è non di fare delle nebulizzazioni ad ampio spettro indiscriminate dappertutto, ma di effettuare delle nebulizzazioni più limitate, localizzate in aree specifiche in maniera strategica. Nello specifico si possono effettuare dei trattamenti barriera, quindi in aree di confine, per esempio una siepe o un muretto della nostra proprietà, io vado a trattare con o insetticida o anche repellente, e quindi le zanzare che vengono dall'esterno, incontrando la barriera che contiene una sostanza per loro nociva o sgradevole, tendono a non entrare nella nostra proprietà. Chiaramente ci sono una serie di circostanze che rendono favorevoli l'utilizzo di trattamenti barriera, per esempio la presenza di una siepe. La siepe è il substrato ideale per questo tipo di trattamenti, anche se poi si può effettuare anche su altri tipi di substrati. Perché? Perché molte zanzare, tra cui la comune e la tigre, si rifugiano nella vegetazione dopo il pasto di sangue, quindi si va a colpire direttamente la casa delle zanzare. Inoltre, vantaggioso è se c'è una netta separazione tra le aree trattate e gli spazi che comunemente abitiamo. Se uno ha un orto o se uno ha un tavolo fuori in cui mangia spesso, un'area in cui giocano i bambini, che è lontana almeno di qualche metro dalla siepe, sicuramente è meglio, perché poi uno può andare a fruire il giardino più rapidamente senza rischi, che poi comunque sono rischi limitati, però è sempre meglio comunque avere una certa attenzione. Inoltre, lo ripeto di nuovo perché è importante, il trattamento barriera funziona se è fatto bene, ma funziona se abbiamo eliminato prima i focolai larvali dentro l'abitazione, dentro il giardino, perché se no non solo non chiudiamo le zanzare fuori, ma ci chiudiamo dentro con le nostre zanzare. I trattamenti si possono effettuare, l'abbiamo in parte già visto prima, con insetticidi ma anche con sostanze repellenti, e in entrambi i casi va utilizzato il buon senso, nel senso bisogna usare prodotti autorizzati, non cose strane che chissà Dio cosa contengono, bisogna avere aspettative realistiche, perché lo abbiamo già detto, non dobbiamo pensare che le elimineremo mai del tutto, bisogna solo pensare di ridurle, bisogna agire in modo da limitare eventuali effetti deriva, cioè evitare che il nostro trattamento vada a coprire delle aree che non ci competono e comunque va avvisato il vicinato.
Bisogna non frequentare le aree durante i trattamenti, ma anche dopo, diciamo mezz'ora, un'ora, 2 ore, a seconda del prodotto, a seconda di quanto ci mette ad asciugarsi. Comunque per sicurezza sono prodotti poco pericolosi, ma per sicurezza è meglio non andare ad alcolarcisi. E poi, vabbè, già lo accennavamo anche questo prima, a seconda della sensibilità ambientale di ognuno, bisognerebbe evitare di trattare le piante in fiore, non trattare in pieno giorno, perché sennò si rischia di andare a colpire farfalle, api, altri impollinatori. Quindi immagino che avendo un giardino comunque la natura un po' vi piaccia, e quindi vorrete avere intorno anche questo tipo di animali. Tra gli insetticidi più utilizzati in questo tipo di trattamenti ci sono i piretroidi, che sono dei parenti di sintesi del piretro, che è una sostanza naturale ricavata da piante del gruppo dei crisantemi. Sono insetticidi neurotossici per gli insetti, ma hanno una bassa tossicità acuta sia per noi che per altri animali a sangue caldo, come il cane, il gatto, eccetera. Quindi ottima notizia, però come vi dicevo, comunque bassa tossicità non significa che ci si può andare a fare la doccia. Soprattutto non sono selettivi per gli insetti, quindi vanno a colpire l'ape come vanno a colpire la zanzara, da cui l'importanza di quello che vi dicevo prima sui fiori e sul fare trattamenti localizzati più che da ampia area. Se invece uno volesse delle soluzioni un po' più soft, ci sono i repellenti, quindi non insetticidi, ma sostanze sgradevoli per le zanzare, e tra questi sono inclusi gli oli essenziali. Gli oli essenziali sono delle miscele complesse di sostanze organiche che vengono utilizzate da secoli per diversi motivi e che più recentemente stanno venendo studiati anche in maniera un po' più scientifica, perché effettivamente molti di essi hanno proprietà repellenti per gli insetti dannosi. Tuttavia non bisogna pensare, come fa qualcuno, che se compro il geranio e lo metto sul davanzale allora tengo lontane le zanzare perché c'è il geraniolo, perché sì, è vero, nel geranio c'è il geraniolo tiene lontane le zanzare, però nel geranio il geraniolo ha una concentrazione molto bassa, e per avere degli effetti apprezzabili io devo usare dei prodotti con una concentrazione d'olio essenziale molto più alta. Il fatto che le zanzare non facciano molta strada, no? Ma che in genere nascono e vivono in spazi, insomma, abbastanza... Quindi sì, quello che diceva, il fatto di eliminare, ecco, è così. Cioè, quindi se io riesco a eliminare le fonti... Sì. No, ecco, aiutateci a capire questa cosa, perché... Tutto corretto, la prima cosa da fare è eliminare proprio le fonti di riproduzione. Perché diciamo non mi vengono le zanzare che alleva il vicino, oppure... no, cioè, allora sì, appunto dipende dalla distanza, cioè... Io posso anche eliminare tutte le mie fonti, ma diciamo che se il mio vicino a 15, 20 metri, 30 metri ha delle fonti... 15-20 metri, 30 metri ci arrivano benissimo, diciamo, okay, anche ecco. Sono dei volatori pigri, cioè sono dei Allora ti faccio io una domanda, perché a me hanno raccontato, e ti chiedo se è vero, che ce n'è una zanzara in particolare nella zona del Ferrarese che è capace di fare 3 km per andare a Fuji. Tanta roba, mi sembra un po', mi sembra quindi, un po' tanto. Anche a me quando ho detto 3 km sono rimasto basito, hai capito? Le zanzare li fanno in chilometri anche senza l'aiuto di dei cooperatori dall'America, però li fanno attraverso le generazioni, cioè non è che l'adulto va e fa dei chilometri, quindi va, trova la fonte d'acqua, si riproduce, muore, e poi i figli al massimo si spostano. Ok. Vabbè, quindi diciamo massima attenzione alle proprie fonti, però magari un occhio anche alle fonti vicine. Sì, esatto, quindi questo dicevo, l'importanza sarebbe di fare una lotta collaborativa, quindi se anche il vicino decidesse che anche lui magari vuole eliminare i suoi focolai all'interno della sua proprietà, questa sarebbe sicuramente una buona cosa anche per noi. Okay. Così come se lavoro solo sull'adulto ma non mi occupo delle larve, è chiaro che l'infestazione a distanza di una settimana mi va a tornare, ok? Anche perché il motivo per cui andiamo a prendere proprio la femmina è perché lei che va a mettere giù le sue larve, e da lì la metà sono di nuovo femmine, quindi è un'espansione continua, cioè è fondamentale riuscire a controllare proprio, no, la diffusione, ecco. Da me purtroppo c'è un campo dietro che tra l'altro non è ben sistemato, e quindi la baulatura invece che essere fatta bene e scolare rimane lì, quindi adesso con l'acqua che c'è stato c'è un lago di Garda dietro casa che ho detto vabbè, quindi posso buttare anche qualsiasi cosa, ma è rimasto lì un mese quasi l'acqua stagnante. Ci sono anche le pastiglie antilarvali da poter... Infatti l'ho prese per i vasi, è l'unica, perché almeno diamo un intervento. Però sì, è limitata ai vasi che ho a casa. Beh, certo.
La questione dell'installazione fai da te, ovviamente. Ecco, ci sono dei sistemi, avete studiato un po' di sistemi di un'installazione abbastanza corretta, precisa, cioè da questo punto di vista potete darci qualche consiglio Allora, proprio su come proprio piantare, che ne so, dei supporti, delle cose a muro, posto che veramente delle pinze, qualcosa, cioè... qua, Sì? ok, lì c'è proprio il Media Kit dove oltre a locandine e foto ci sono i link per tutti i video su YouTube di Stoker Garden. Abbiamo fatto dei video interattivi solo sulle pompe geyser, quindi si parte che vi aiutano a scegliere il modello più idoneo in base ai vostri metri quadri e poi fanno vedere come installare il prodotto, come fare le miscele, come metterci il prodotto all'interno, come fare un impianto o doppio anche, perché puoi farne un interno e un esterno. Quando va steso sulla siepe, ho visto che nel video viene stesa così, come viene. Va bene così? Che dopo l'ugello sia messo in basso, quell'area, quella cosa che fa lì va bene lo stesso. Lo scopo è nebulizzare. È chiaro che se io riuscissi A metterli dritti per esatto, cioè a direzionarmi proprio bloccandoli così che diano verso l'interno e che siano a 45 gradi sarebbe la perfezione. È il motivo per cui gli hanno fatto questi due fori qua, perché tu puoi passare con dei fili di ferro e legartelo all'interno della siepe per tenerlo fisso. Ok? Cioè questi supportini qua sono pensati volutamente all'interno della siepe. Io dico all'interno della siepe perché in genere passi col tubo dentro con questo che poi tira verso l'esterno, perché all'interno della siepe hai più spazio per poter andare il tubo. Se tu lo metti fuori, in genere con le siepi molto fitte, rischi quasi di non avere un trattamento omogeneo. Quando io voglio andare a chiudere un ugello perché non esca l'acqua o anche sul tappino, esatto, mentre dove metti gli ugelli naturalmente li nebulizzi. Lo stesso discorso lo facciamo su questi qua. Il concetto è proprio quello, no? Se noi lo mettiamo così, lavorando per un minuto, diventa bello omogeneo. È chiaro che nebulizza, ma il trattamento c'è. E dopo la cosa comoda, ripeto, che una volta che io la programmo, dopo lei fa da sola. Vado a mettere, sul fondo c'è un filtro a torretta, non so se lo vedete, quello lì bianco, okay, che è molto comodo perché dovesse mai intasarsi si può staccare e si infilo la mano, vado in fondo, ci stai lì. Capiamoci. La roba più semplice di questo mondo. E quindi si versa l'acqua e il liquido nella quantità che serve. Allora, per tutti gli insetticidi sarebbe fare la diluizione in un secchio a parte e poi metterlo dentro. Questa è legge per ogni tipo di pompa, quindi consiglio, se volete, mettete il prodotto e poi l'acqua. Così dopo abbiamo la Però a livello teorico la cosa migliore sarebbe farlo in un secchio e poi la versare. E questo è un prefiltro per caso di foglie, sporcizie, è perfetto, che a volte si trova proprio la roba lì. Ripeto, tra la 4 e la 12 l'unica differenza è il volume della tanica e il trepiede, che qua c'è, lì no. Quindi diciamo, vabbè, è 5 bar, ma quella nebulizzazione me la fate. Sì, fa uguale. Il consumo adesso dipenderà poi da 8 mm, 8 millilitri ogni 10 litri. Questo va a 8 ml sul litro di acqua, quindi sono 80 ml su 10 litri di acqua. Quanto ne consuma adesso mediamente facendo, non so, un minuto? Ecco, dipende da come. Allora, la quanti resa, ugelli? esatto. Perché io sono arrivato un po' dopo, forse magari l'aveva Allora, spiegato cosa accade? Che ogni ugello mio, ok, consuma 0,04 litri al minuto, Sì. ok? Sì. Gioco forza, se io, vediamo da qua che dovrebbe esserci lo schema più semplice, eccolo qua. Se io utilizzo 8 ugelli, ok, il consumo al minuto è 0,32, Sì. ok? 3, 6, 9 vuol dire che con 3 trattamenti ho fatto 1 litro di prodotto, ok? Sì. Se io lavoro con 46 ugelli, consumo 1,84 litro.
ogni minuto di trattamento. Sì, infatti. Cioè, la discriminante è quella, Sì. più ugelli metto, più acqua, consumo acqua. Sì, dipende. Fermo restando che è sempre uno 0,04, quindi il consumo è molto contenuto, ma 50 gelli su 50 gelli. Sì, è come il rubinetto, È più così, acqua, più cioè, acqua è viene così. fuori. C'è poco da fare. Sto veramente cercando di tarare la scelta sulla base della Consiglio spassionato, necessità. a casa fate il disegno del giardino, infatti- perché vale più di 1000 parole, si capiscono tante cose, perché uno capisce veramente metri, spazi, eventualmente quanto tubo gli serve, quanti gel gli servono, e dopo uno può fare la valutazione chiara, uno dice prendo il kit da 25 metri così ho tutto, tanto la spesa è quella, oppure no, a me bastano 3 raccordi il tubo e spendo 10 euro in meno, hai capito? Un'altra domanda, ma forse l'avevo fatta anche già prima. Diciamo che ho il portico simile qui, no? Che c'è il pilastro, è un 5x4 insomma, e la siepe intorno con una distanza di 5 metri circa. Conviene fare solo sulla siepe o girare anche vicino al portico, cioè fare un anello Allora, così? se il problema sono le zanzare, io mi occuperei più della siepe. Che è sicuramente dove si annidano, dove trovano la loro habitat ideale, molto più di una parete, ok? E soprattutto guardate le zone che vanno in ombra, perché la zanzara è un po' come noi, se ne sta all'ombra bella riposata, poi quando sente l'odore buono va a cena, ok? Però non sta al sole o all'aperto, sta sempre in zone riparate e possibilmente con vegetazione. Vogliamo uccidere Questi hanno 90 minuti di autonomia e di effettivo lavorato. Perché Quindi quelle anche cose là la differenza facciamo fra le due, veramente- per questo che questa è considerata tra virgolette professionale, Un po' come l'avvitatore, c'è quello da 12 e da 18, corretto. Ma la stessa cosa l'abbiamo sulle pompe a spalla, le 2 bar e mezzo hanno la batteria da 12 perché basta e avanza, quelle da 5 o da 7 bar hanno la batteria da 18 per avere la spinta, per forza. prendono spinta anche loro, no? Quindi volevo fare una cosa fatta bene. Questi qui è sempre quello, però per la macchina più piccola, diciamo il liquido. È un formato più piccolo, ma tanto per dirle, in questa qua ci sono 100 ml che è ancora più piccolo, di questa, e proprio per farlo provare, ok? Che dico la verità, oggi come oggi il più richiesto è proprio questo. Un consiglio di stoker è uno al mattino e uno alla sera. Quindi 2? 2, basta, ne avanzano. Dipende dalle infestazioni di zanzare che ho in atto o da quando voglio andare a vivere il mio giardino, perché metti che alla sera devo andare a fare una cena, magari io un paio d'ore prima gli do una pacca. Cioè, Un'altra stupida domanda, dopo l'impianto, io ho l'impianto di irrigazione automatico anche, Sì. quindi sarebbe meglio dopo che hai irrigato magari fare, sarebbe se no meglio lo di sì, tirava un sì, po'. sì, sfalsati. Dopo l'irrigazione far partire l'olio. Fermo restando che l'irrigazione tendenzialmente sta a terra, mentre qua sei più alto, però è meglio farlo dopo, perché se facciamo prima il trattamento e poi l'irrigazione qualcosina andiamo a disperdere. Certo. Oggi abbiamo potuto fare un mini corso per capire come comportarci con le zanzare e anche ucciderle. Grazie al dottor Francesco Lami e grazie a Luca della Stoker, che è sempre stato molto attivo e molto presente come sempre. Grazie a tutti e buona difesa. Ciao!